Allora, Rosanna Bettella, voi avete edito questo simpatico librettino, tutto sulle pensioni, edizioni Liberetà, che è molto molto interessante. Leggiamo il primo messaggio. Stanno usando decreti legge in modo sproporzionale. È il terzo governo fantoccio che non dovrebbe esistere. Ogni legge incostituzionale lo fa un fantoccio, Monti prima, la Lorenzin poi. Vabbè, e quindi sì, questa... cioè, però è chiaro che i decreti legge a un certo punto si arriva a chiedere la fiducia e quindi è un po' sì, il lavoro parlamentare è ridotto, quindi vabbè. Assolutamente. Tornando a noi, tutto sulle pensioni, quello che c'è da sapere per riuscire a districarsi nella complessa materia previdenziale e assistenziale, che non è così materia semplice. Questo librettino che io ho in mano è a disposizione di chiunque si rechi presso i vostri sportelli, Sì, giusto? Sì. Ed è molto utile. Perché è utile? Sì, perché uno insomma, intanto è scritto in maniera molto semplice, con Chiara, tabelle, insomma, e spiega i trattamenti previdenziali e quelli assistenziali principali con parole semplici, in forma chiara, e quindi se uno ha dei ad esempio, dubbi... cos'è la 14ª, l'area non tassabile, le pensioni superstiti che magari vanno anche chieste, Certo. la rivalutazione della pensione che magari va anche chiesta, Sì. l'integrazione al trattamento minimo che magari vanno anche chiesti, sì. La maggiorazione sociale, incremento della pensione, l'importo aggiuntivo, l'assegno al nucleo familiare, l'assegno sociale, sono tutti diritti inespressi, certo, che bisogna in qualche modo far valere e che richiamano sempre il solito discorso: fatevi controllare la pensione, le sedi vostre SPCGL sono a disposizione per farlo, perché si scoprono delle piacevoli e interessanti questioni, però bisogna recuperarli questi soldi. Sì. Allora, incominciamo con la 14ª. Cominciamo con la 14ª perché noi abbiamo delle slide dalla regia, quindi io invito la regia a cominciare a mettere in onda le prime slide. Intanto noi raccontiamola. Ecco, intanto la spieghiamo. La 14ª è una prestazione di importo netto, quindi su cui non si pagano tasse né in nessuna forma, che viene data indipendentemente dal reddito, perché è un'integrazione alla pensione cosiddetta previdenziale, la pensione che uno si è costruito con i contributi durante il lavoro. A prescindere dal reddito, vuol dire per tutte le pensioni o solo per alcune? Sì, solo per alcune, nel senso che ci sono dei limiti. Perfetto. Ci sono limiti di età, quindi dal 64esimo anno di età, e per le pensioni fino a una volta e mezza al minimo, ed era quella che c'era già in vigore, che avevamo ottenuto ancora nel 2006 con il protocollo sul welfare. Da settembre, quindi da dicembre 2016, proprio per quel lavoro che dicevo prima, il tavolo di confronto che c'è stato da settembre in poi, la 14ª è estesa anche alle pensioni da una volta e mezza fino a 2 volte il minimo. Allora, la pensione minima è 501 euro, quindi insomma fino a 750 euro sempre lordi abbiamo una maggiorazione rispetto a quello che già era previsto. Per invece le pensioni sopra i 750 euro avremo la 14ª come era già prevista. Ci sono 3 fasce e che sono legate agli anni di contributi che la persona ha lavorato, insomma. Quindi questa che adesso stiamo vedendo? Sì, certo. Quindi questo vediamo, anzianità contributiva. Vediamo che ci sono fino a 1,5 volte il trattamento minimo, quindi circa 750 euro mensili lordi, con un'anzianità contributiva fino a 15 anni si avrà la somma di 336 euro. Si aveva. Dal 2017 invece, quindi da quest'anno, è maggiorata e si arriva a 437 euro. Per chi ha un'anzianità contributiva da 15 a 25 anni aveva una
14ª di 420 euro e ne avrà invece adesso 546 euro. Oltre i 25 anni di anzianità contributiva, 504 euro era la vecchia 14ª, la nuova 655 euro. Quindi insomma un una tantum importante, ma che soprattutto non fa reddito, quindi non aumenta la tassazione, e viene data, ripeto, indipendentemente dal reddito familiare o coniugale, perché è una misura di tipo previdenziale e non di tipo assistenziale. Perfetto. Ecco, quindi se passiamo anche alla seconda possiamo vedere invece... Sì, intanto adesso la regia trova l'altra Sì. slide, intanto noi la raccontiamo. Sì. No, ma per quella cosa, per cosa vuol dire? È di tipo previdenziale Allora, e non assistenziale? significa che se una misura di tipo previdenziale è pagata dal fondo fatto da tutti i contributi dei lavoratori, una misura assistenziale invece è pagata dalla fiscalità generale, quindi dalle tasse di tutti quanti. Siccome questo è un aumento delle pensioni basse previdenziali, contributive, quindi una misura previdenziale. Perfetto. Non è soggetta a tasse a sua volta, non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Quindi come se non si ricevesse sostanzialmente, questo Sì, è molto importante. Sì, dovrebbe essere così. Sì, sono un po' come gli 80 euro che sono stati dati ai ma gli lavoratori. 80 euro ecco. hanno fatto attenzione. Ecco. Tanti diciamo hanno che, visto poi delle situazioni. come dire, l'aver previsto questa fascia aggiuntiva, no? Da una volta e mezza fino a 2 volte il trattamento minimo, che non c'era fino all'anno scorso, è un po' aver risposto almeno in parte al fatto che quegli 80 euro sono stati dati solo ai lavoratori e non ai pensionati, come se i pensionati non avessero maturato nessun sì, non avessero dei bisogni, insomma, se uno ha un reddito basso, ha un reddito da pensione basso, insomma, non è che viva benissimo, ecco, quindi è un po' un piccolo, come dire, un piccolo risarcimento, piccolo diciamo, contentino, no? dai, quindi questo sì. Dopo un'altra cosa, la 14ª, dicevamo, è condizionata al possesso di un determinato reddito personale. Sì, bisogna è quello quindi... che dicevo, esatto. Reddito da pensione, da cui però sono escluse, per esempio, non è che si tiene conto dal reddito personale della casa di abitazione, no, questi vengono tutti esclusi proprio perché quindi anche i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili vengono esclusi dal calcolo del reddito. Allora, ci sono le novità del 2017, no, per quanto riguarda questa 14ª. Quindi viene aumentata la platea praticamente. Allora, esatto, e tra l'altro da luglio 2017 la somma aggiuntiva è incrementata del 30%. Sì, per quelli che già l'avevano e per quelli che hanno un reddito da pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo. Quindi bisogna stare però attenti a queste cose qua. Sì, bisogna controllare che a luglio, per chi già la percepiva, deve controllare a luglio di avere questo incremento. Perché ci sono stati dei casi di persone che invece avrebbero avuto diritto alla 14ª e non l'hanno mai ricevuta. Sì, abbiamo anche riscontrato questo, quindi bisogna sempre essere molto molto attenti. E se uno da solo riesce a controllarsi la sua busta paga, perché non viene più mandata, no? alla pensionato, ma bisogna col PIN entrare nel proprio cassetto pensionistico, però insomma sappiamo che la stragrande maggioranza dei nostri anziani questa possibilità, qui vediamo questa capacità 14 limiti di reddito. Il limite di reddito personale non di coppia e non di coppia, attenzione, per il diritto alla 14ª è... Abbiamo 3 fasce, no? 9.786,86 spetta la somma aggiuntiva intera per tutte e 3 le fasce di pensione. Poi oltre questo limite la somma aggiuntiva di pensione non spetta più.
Quindi attenzione, il limite è proprio 9.786. Sì, per avere la maggiorazione. Per avere la maggiorazione invece. Sì. Prima fascia 10.223, seconda fascia 10.332, terza fascia 10.442. Per chi si trova nella fascia di reddito intermedia tra il minimo e il massimo aspetta una 14ª ridotta. Sì, sì, perché praticamente a questo valore reddituale devi aggiungere il valore della 14ª, e se tu sei tra l'una e l'altra ce l'hai in forma ridotta, insomma, ecco. Vediamo se abbiamo un ulteriore supporto proprio per poi ci sono gli importi, ecco, qua invece è la nuova 14ª per una nuova fascia di pensionati che ha un limite di reddito personale, quindi è non di coppia, non coniugale, no? Sotto i 13.049 euro. È un numero, ce ne sono tanti. Questo è veramente è una... Quindi aumenta praticamente abbiamo che la nuova 14ª va a coprire un numero molto elevato. Abbiamo un aumento del 10% circa di beneficiari, insomma, no? È tanto il 10%? Sì, ma no, nel privato c'è una forte, come dire, vedremo quest'anno una grossa platea di dipendenti pubblici che avranno diritto alla 14ª. Mentre prima non era così? Sì, no, nel 2016 la platea era molto più ridotta, perché anche qua forse bisogna fare dei ragionamenti. Il contratto dei lavoratori pubblici vede nei valori più bassi, no? Meno lavoratori rispetto ai valori medi, per cui abbiamo numeri più ridotti, mentre nel privato abbiamo moltissime più come dire, pensioni basse, ecco. Infatti. E quindi noi per la 14ª abbiamo ben 125.242 in più di persone in più. Dipendenti pubblici. Praticamente 23.849 avranno la maggiorazione di quelli già in pensione e ben 101.393 avranno per la prima volta la 14ª. Quindi è un numero veramente importante. Quindi per chi non l'ha mai ricevuta... Anche qua un altro ragionamento: il contratto dei dipendenti pubblici è fermo da 7 anni, quindi anche chi è andato in pensione in questi anni non ha avuto, come dire, li possiamo trovare alcuni numeri più elevati sotto i 1.000 euro. Certo, sì. Perché non ci sono stati per 7 anni anche incrementi di stipendio, insomma, no? E quindi quest'anno in totale, che usufruiranno della 14ª sia con la maggiorazione o senza, 3,5 milioni di pensionati. E questo è un numero importante, insomma un numero notevole. Quindi è come se avessero avuto un aumento, sì, sostanzialmente. Certo. E d'altra parte, insomma, se non facciamo le battaglie, le contrattazioni per chi ha meno, salta il ruolo del sindacato, anche per chi ne ha troppo. Per chi ne ha troppo andrebbero fatte le battaglie, perché ci sono delle disparità di trattamento veramente notevoli, anche sì, che sono innervosiscono le persone, diciamo, certe pensioni sono esagerate. Sì. Esagerate. Quindi. Allora, parleremo ancora di questo, andiamo in un brevissimo intervallo pubblicitario, poi siamo di nuovo con voi.